Si aggrava la posizione del 49enne di Preganziol sotto indagine da parte della Procura di Treviso per la morte della 66enne di Vittorio Veneto Elda Tandura. Gli accertamenti effettuati nel corso dell'autopsia stabiliscono che la donna, deceduta a fine settembre dopo un mese di agonia, sia morta in seguito a una caduta provocata da una violenta spinta. Battendo la nuca avrebbe riportato il versamento di sangue intracranico in seguito al quale non si è più ripresa. Il 49enne che frequentava, indagato per maltrattamenti seguiti da morte, potrebbe dunque dover rispondere ora di omicidio preterintenzionale. Che ci fosse lui con lei la sera in cui l'ex insegnante era rimasta ferita è certo. Erano stati i vicini a chiamare i soccorsi dopo aver sentito forti rumori provenire dall'abitazione della donna, ricoverata prima a Vittorio Veneto, poi a Treviso. I 2 interventi chirurgici ai quali era stata sottoposta non erano stati sufficienti. Il compagno ha sempre negato di averla picchiata, ha parlato di una caduta relativa a giorni precedenti, ma l'autopsia delinea un quadro differente.